Sulla stagione estiva stanno ormai per scorrere i titoli di coda. Sulla balneabilità del mare di San Leone il sipario si deve ancora alzare. Dietro le quinte però c'è chi lavora e che ha approfondito l'attività di analisi per verificare lo stato di salute delle acque. Salvatore Sciacca, un luminare in tema di inquinamento marino, è stato incaricato dalla Procura della Repubblica di Agrigento a redigere una relazione. E in anteprima, sull'edizione di ieri, il settimanale Grandangolo, diretto da Franco Castaldo, ha pubblicato un'intervista proprio al professore. La situazione che emerge non è certamente confortante. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Gli inquirenti gli hanno dato le coordinate e lui il lavoro lo ha già completato e così ha messo nero su bianco. Per quanto riguarda l'autorizzazione che sono previste dalla norma, non ne avevano nessuna. Non è stata trovata nessuna autorizzazione valida. La seconda è, ma si può anche essere non autorizzati, però smaltire razionalmente. A mio avviso lo smaltimento non avviene razionalmente. Il ricettore ha subito danni di ricettore, dal punto di vista chimico sicuramente sì. Il professore Sciacca lancia l'allarme soprattutto su una criticità che riguarda la sovrasaturazione di ossigeno in alcuni tratti del mare di San Leone. Abbiamo trovato ossigeno in eccesso, prodotto da che cosa? Da una carica algale di alghe ossigeniche, cioè alghe che producono ossigeno. Che significa questo? Questo significa che c'è una crescita algale, incomincia ad attuarsi una crescita algale importante che domani può portare alla anossia di parti di mare, le parti più chiuse. Perché? Perché crescono queste alghe? Queste alghe crescono perché vengono immesse a mare grandi quantità di fosfati e nitrati che, ricordo, sono dei sali essenziali sempre presenti nei liquami. Liquami in abbondanza dunque, e proprio questo potrebbe essere un rischio per la salute pubblica. Il problema è che all'improvviso, come penso sia successo anche qualche giorno fa, grandi quantità di liquami non trattati vengono scaricati a mare. Allora in quel momento chi si trova lì può subire l'effetto di questi liquami, perché l'immissione immediata di grandi quantità può portare anche alla presenza elevata di batteri patogeni, per esempio salmonelle, per esempio shigelle. Quello può essere pericoloso. Come si dovrebbe intervenire per risolvere definitivamente questo problema a San Leone? Guardi, si devono trattare i liquami, trattarli nei limiti della tabella 3, che è una tabella molto restrittiva ma utile, e poi magari scaricarli mediante condotta sottomarina. Però ci vuole, quello che io non ho trovato, uno studio che dimostri che questi liquami scaricati siano scaricati, se si vuole fare il bagno tranquilli, assolutamente tranquilli, anche vicinanza degli scarichi. Questi liquami vengono smaltiti in corrispondenza di correnti sottomarine che portino verso il largo.